Rientriamo in diretta, l'ultima parte del nostro focus di oggi, stiamo occupando di mercati immobiliari, di case, in questo particolare approfondimento di oggi, quanto costa la casa, mantenerla, affittarla, insomma comprarla ovviamente. Allora Nicolosi, velocemente, quando uno vuol comprare una casa, cosa deve stare attento soprattutto? Oggi si parla molto anche di questo efficientamento energetico, quindi case più green, più efficienti dal punto di vista energetico. Sì, è uno elemento. Ovviamente le compravendite hanno tanti rischi e avendo professionisti adeguati non si corrono, come ben diceva il presidente dell'associazione, ovviamente bisogna tutelare il cliente. L'avvicendamento, guardi, è una cosa determinante in questo momento, però ci sono delle difficoltà perché il nostro patrimonio è spesso molto antico, non vecchio, e si fa difficoltà a capire come sistemare queste questioni. Lei quando piglia tutti quei portali bellissimi, come vado a fare mettere una struttura che mi azzera la profondità dell'architettura? Quindi sono problemi che dovranno essere esaminati con molta attenzione. E poi c'è un altro problema che riguarda soprattutto i centri storici delle città. Molti comprano per fare speculazioni immobiliari per poi far diventare queste case vacanza. No? Sì, e questo è un grande investimento. Tornando al mercato, in Lombardia perché il mercato si è fermato? Perché non vendono? Perché è diventato un patrimonio incredibile avere un immobile in Lombardia. Costa tanto. Ecco, e in Puglia soprattutto è finito il boom dei grandi cineasti che compravano immobili perché erano in Puglia. Ecco, le altre realtà come quella siciliana dove l'immobile ancora rappresenta un punto di riferimento, nonostante l'IMU, nonostante tutte le imposte, tutto l'immobile rende perché non è, io lo distingo come un animale, non è una vacca da latte ma da carne, cioè anche se non pigliamo un grande reddito, questa inflazione fa crescere il valore intrinseco del bene, quindi sicuramente i miei clienti che stanno comprando in questo periodo troveranno un immobile molto più forte fra 10 anni, 15 anni come valore intrinseco. Magari è successo qualche anno fa esattamente il contrario. Lì è stato una bolla con l'euro che si è catapultato immediatamente al raddoppio dei valori. Ora c'è stata una riflessione, infatti sono scesi i prezzi da allora ad ora, più bassi, però io al cliente, senza voler toccare le banche, lasciare del denaro, soprattutto le piccole somme, attenzione perché se ho 10-15 milioni di euro, è bene quello che dice il dottore. Quello è un mercato, ce lo dicono i notai, che non ha subito assolutamente flessione. Quello delle piccole... quello delle grandi, del lusso, quello dei milioni di euro. Si divide in due, il lusso perché la gente si evolve anche in questa dimensione di casa e poi soprattutto le piccole operazioni nel mercato di Catania entro i 200.000 euro sono le più continue perché si evita di pagare un affitto e con un mutuo quindicennale con lo stesso pagamento mi sono affrancato un immobile. Allora, un paio di domande sono arrivate dai nostri telespettatori al 342 745 5005 e intanto ci dicono per i proprietari è un disastro l'IMU, ci dicono, capo di ferro, insomma, rivolgo a lei. E poi sono un proprietario, non ricevo il canone di locazione da 11 mesi, cosa devo fare? Rivolgo a lei queste domande, allora l'IMU è sicuramente una patrimoniale, perché possiamo chiamarla come vogliamo, rimane una patrimoniale. Va detto anche che è l'ultima forma di tassazione per la quale i comuni attraverso la quale riescono a finanziarsi e poi utilizzano per mantenere un minimo decorosa la città, o dovrebbero utilizzarla. Il discorso della morosità dopo 11 mesi è già molto in ritardo. Io dico sempre che dopo 3 mesi di canone non pagato bisogna incominciare ad allertarsi e a muoversi subito. Noi lo consigliamo a tutti i nostri associati. Cosa bisogna fare, capo di ferro? Allora, intanto noi di solito facciamo un'anamnesi, quindi analizziamo la situazione del conduttore alla luce anche delle informazioni che ci danno gli stessi proprietari per capire se è un evento casuale e raro e quindi se è capitato qualcosa lo convochiamo per cercare di vedere insieme a lui come risolvere il problema. Se invece diventa un fattore endemico, attenzione perché superata una certa soglia di morosità non si riesce più a rientrare.
che poi normalmente parliamo di famiglie normali, quindi magari monoreddito o anche laddove vi fossero due redditi non saranno di entità particolarmente elevata, quindi superata una certa soglia in termini, diciamo, di numero di mensilità non pagate, ecco, qui diventa un problema serio, a maggior ragione se l'appartamento è in condominio, perché poi c'è il rischio che il condominio non percepisca le spese condominiali e legalmente si Questo che non rivale su percepisce proprietà. da 11 mesi l'affitto, che deve fare? Sarebbero di fare subito uno sfratto per morosità. E poi A se non meno escono che- da casa? E lì va avviata l'esecuzione. A meno che l'inquilino dà un minimo di garanzie di rientro, allora è possibile magari differire il recupero della morosità a patto che lui però ricominci a pagare regolarmente. Poi c'è questa storia che si racconta sempre, se ci sono dei minori in casa è difficile far uscire. E quello incide sulla fase esecutiva. Anziani, malati, persone disabili o minori possono incidere nel rinvio dell'esecuzione, ma sempre entro certi limiti. Quindi se in questo caso, questo che non percepisce gli 11 mesi, ha degli inquilini con dei minori o degli anziani, può salutare. Il minore poi può essere anche un 17 anni che viene trattato ben diversamente da un bambino magari di 5 o 6 anni. Diciamo che sicuramente per i minori il periodo critico è quando sono prossimi ad esempio agli esami di licenza media, elementare o superiori, perché è chiaro che diventerebbe uno shock eseguire uno sfratto in quei giorni. Allora insomma un minimo di decenza e di buonsenso di questo tutte le praticamente parti. si può rassegnare, no? In questo caso, se questi non continuano a non pagare. Certo, Cosa può fare? Cioè, a parte, diciamo, le azioni, a chi non li recupera più sti soldi, no? E qui guardi, sul discorso io dico sempre ai nostri associati, dovete scegliere se è prioritario liberare l'immobile, magari lo volete ristrutturare e reimmettere sul mercato, o se è prioritario è recuperare i soldi. Su questo secondo aspetto, oggi come oggi, bisogna essere molto prudenti, perché recuperare i soldi è tutta quella storia poi che è diventata ormai da almeno 20 anni di moda la cessione del quinto dello stipendio per finanziarsi qualunque cosa. C'è il rischio di mettersi in coda come proprietari nel momento in cui si va a fare un'esecuzione e magari si inizia a recuperare soldi fra anni e magari in quel momento quell'inquilino potrebbe non lavorare più e quindi il mio credito diventa evanescente. Beh, insomma, non ha incoraggiato questo nostro telespettatore. 11 mesi è tanto, quindi sicuramente deve muoversi in fretta. Bene, allora grazie Avvocato Luce Capoferro, Presidente del Centro Studi Confabitare, per essere stato con noi, questa associazione che insomma, difende i proprietari. Nicolosi, chiudo con lei. Diciamo, qual è a Catania, diciamo, visto che ci occupiamo anche di questa città, qual è il mercato, diciamo, che ha registrato, come dire, si è impreziosito? Ecco, quale zone? Guardi, in effetti il centro storico comanda nel modo più assoluto e soprattutto gli investimenti, come dicevo prima, non superiori ai 200.000 euro come investimento. Poi la casa propria, di proprietà, certo, uno può fare qualunque diciamo, follia, io lo chiamo. Tornando al discorso dei contratti, io sarò scarsamente democratico, la mia agenzia non affitta ad anziani, perché devo salvaguardare le case, perché spesso il cliente affitta l'immobile per darlo alla figlia che sposerà fra 2, 3 anni, 4 anni, e avere un inquilino che per 3.000 motivi non va via diventa un problema. Quindi anche l'attenzione di chi segue le famiglie deve avere anche questa attenzione. Dice sei spregiudicato, però io oltre ad amministrare i beni dal punto di vista patrimoniale devo anche dire al cliente cosa può succedere. Poi se è d'accordo lo diamo a tutti, non è un problema, però io la devo mettere. I rischi, diciamo, i rischi e certo. I contratti devono essere fatti con molta attenzione, e oltre all'associazione bisogna avere il legale di fiducia che ti assiste famiglia per famiglia, perché ogni cosa è importante. Insomma è ancora un rischio affittare, insomma, soprattutto in questo periodo. Anche perché lo Stato vuole le tasse anche se tu non percepisci l'affitto fin quando non hai lo sfratto esecutivo, quindi oggi ci sono tassazioni per gli immobili diciamo diverse dall'abitazione che io vado incontro al 50%, cioè io non prendo 4.000 euro al mese e 2 al mese li vado a versare allo Stato come imposta. Mamma mia, quindi è un dramma, fin quando non abbiamo la sentenza e possiamo dimostrare che questo signore non ha pagato. Quindi è veramente l'attenzione sui contratti, come diceva il Presidente, è fondamentale, perché da quello possiamo avere qualche piccola arma per difenderci, perché altrimenti siamo sempre sottomessi come proprietà.
Siamo in chiusura, grazie Nino Nicolosi, agente immobiliare, ho salutato prima anche l'avvocato Lucio Capodiferro, presidente del centro studi Confabitare, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito sino ad ora, l'appuntamento con Sicilia 24 Focus tornerà domani, ovviamente sempre qui su Telecollo, sempre subito dopo il nostro telegiornale. Buon proseguimento di giornata a tutti.